Via. Che differenza c'è tra quello che è successo oggi, a parte la tragedia che ha portato alla morte di Dodore Meloni, e il 1979, quando ha visto l'arresto di Dodore Meloni, e successivamente nell'81 abbiamo avuto l'arresto di Bainzobiliu. Ecco, la differenza che c'è stata nella mobilitazione, diciamo così, dei movimenti. Certo, in quel periodo i movimenti hanno risposto completamente, erano sempre presenti ai processi, seguivano tutte le fasi dei processi, facevano comunicati in difesa dei patrioti finiti in carcere, sia di Dodore Meloni che di Bainzobiliu, mentre ora si può dire non c'è stato assolutamente alcuna mobilitazione. In tutte le manifestazioni di piazza nelle quali sono stato io non ho mai visto esponenti e leader dei movimenti indipendentisti che ci sono in Sardegna. Questa è la differenza sostanziale. Sembra che ci sia un regresso rispetto ad un tempo, mentre ora ci sarebbe dovuta essere una mobilitazione generale non soltanto dei movimenti indipendentisti ma anche del popolo sardo, perché i movimenti indipendentisti si sarebbero dovuti adoperare per mobilitare le masse in Sardegna a difesa dei diritti civili di questo grande patriota, al quale per 10 anni dopo la sua liberazione, il secondo arresto di Dodore Meloni, per 10 anni la magistratura non ha mai mosso un dito nei confronti suoi. Dopo 10 anni, appena è ritornato a fare politica, perché era un ribelle, una persona difficile da domare, immediatamente hanno cominciato a fare un'infinità di processi contro di lui. Ora il bravissimo avvocato, la Cristina Puglio, sta facendo una protesta presso la Corte Costituzionale perché in questo processo lo hanno dichiarato reo, lui non presente perché era sottoterra, mentre quando uno non può essere giudicato è innocente. Lui è morto innocente, lo ha spiegato perché lo prevede la Costituzione. Hanno scritto reo, una vergogna. Questi sono delle persone senza umanità, privi di qualunque sensibilità. Non hanno capito che un uomo di 74 anni non deve finire in galera. Oggi leggevo che Formigoni, condannato a 6 anni, è ancora nel Senato della Repubblica. Ma che per cortesia che tolgano quella scritta che è una vergogna, la legge è uguale per tutti. È una vergogna, quella scritta va abolita, va eliminata, è uguale soltanto per la gente che ha denaro, che può pagare e che può difendersi in questo modo. Come mai Formigoni è ancora senatore e non è finito in galera? Mentre Dodore Meloni a 74 anni non gli hanno dato manco gli arresti domiciliari. Lo volevano piegare, ma lui era un combattente, un guerriero, non si è lasciato piegare da nessuno. Lui è il primo, come patriota, il primo eroe, è il primo martire del XXI secolo che ha lottato per l'indipendenza e la libertà della Sardegna. Ok.